Abbiamo perso il 20% delle imprese artigiane. Dal 2009 ad oggi, dato nazionale, dalla crisi economica alla pandemia, le imprese con meno di 20 dipendenti, il tessuto economico del territorio, ha perso il 20% di partite IVA. Treviso è la provincia in Veneto che meglio è riuscita a contenere l'urto, presentando un saldo quasi pari tra nuove imprese e cessate attività. Confartigianato Imprese ha comparato i dati delle camere di commercio. Le migliori performance sono nell'area di Castelfranco, Asolo e Montebelluna, quindi probabilmente imprese più strutturate che tengono di più il mercato. Un sostanziale pareggio, se non in perdita, nell'area del Trevigiano, decisamente in pareggio anche l'area del Coneglianese, decisamente male come saldo tutta l'area del Vittoriese e anche lo Pitergino Mottense. A trainare la ripresa i settori manifatturiero e metalmeccanico, per il quale però vale l'incognita del caro energia. Dal distretto dei vetrai di Ormelle a quello delle stamperie di Cimadolmo, l'automotive dello Pitergino, aziende altamente energivore che potrebbero essere messe realmente in difficoltà. Le imprese metalmeccaniche sono le più energivore e quindi sono le più penalizzate dal sistema dell'aumento dei costi. Un'impresa piccola come la mia, che ho appunto un'autocarrozzeria, sono passato da 800-900 euro al mese a 2.400 euro, quindi 3 volte tanto. Così come, riferisce Sartori, le aziende dei servizi alla persona, parrucchieri ed estetisti con bollette triplicate, quelle partite IVA tra l'altro che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia.